Amici bellini, buon martedì e praticamente oggi ricomincia il campionato per alcuni, non per noi, però siamo al giro di boa. Io volevo fare anche un video di recap del, insomma, de tutto il girone d'andata, in generale per la Serie A, e se ho tempo oggi più tardi magari un video lo posto con un amico del canale, ma prima di fare questo dobbiamo parlare della situazione del nostro mister perché tutto non è chiaro. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. È un tentativo. Una maglietta e la qua. È 4-3-3, va bene? Siete contenti? Dai Lozano, dai Osimhen, Zielinski. Lozano, metti in mezzo Osimhen, Victor Osimhen. Così si comincia, così si fa l'amichevole precampionato. Come vedete, io sto cercando anche di evolvermi, perché una cosa è il giochino del 2001 con le rose aggiornate, una cosa è il giochino proprio del 2021, quindi seguitemi anche dalle altre parti, voi sapete come trovarmi. Trovate tutto in basso in descrizione, il canale Telegram per avere le notifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Però sono giornate, io volevo, in realtà è una notizia di ieri che però, dovendo io parlare della partita nello specifico, e aveva questo, insomma, questo equivoco, è colpa del modulo, è colpa dei giocatori, è colpa di Gattuso, eccetera, eccetera. Poi una partita che abbiamo vinto 4-2 comunque, cioè, però noi, lo sapete, non siamo risultatisti, quindi andiamo nel profondo. Si rincorrono le notizie, le sensazioni che vengono un pochino anche avallate da quella che è stata quello che è stato l'atteggiamento di Gattuso in conferenza stampa, le interviste post partita, un Gattuso nervosissimo, un Gattuso che io non ho mai visto così rispondere piccato, fanno domande e lui dice: ma perché non mi dite invece che sono bravo, perché non mi dite che è la quarta semifinale a cui sono arrivato, eccetera eccetera. Risposte un po' sul personale che nemmeno riguardano troppo la situazione del Napoli, perché lui la partita la liquida semplicemente un po' come abbiamo fatto anche noi, nel senso sì, devo mettere minutaggio, punto e basta, e non va nemmeno nello specifico. E chiaramente i giornalisti mica vanno nello specifico della partita, a livello così, vogliono suppare il pane intorno a è stata una partita difficile, la cosa, il tweet della società, se hai sentito la fiducia di mettersi, eccetera eccetera. Questa cosa delle dimissioni a lui non va giù e arriva, non so se arriva dalla società, ma dobbiamo farci due domande. Probabilmente arriva più dall'ambiente, no? Un po' giornalistico, qualcuno che aveva avanzato questa ipotesi che si deve dimettere perché si deve dimettere, che poi si è virato verso si deve dimettere Giuntoli e poi si deve dimettere, ma da che mondo è mondo, veramente sono poche le situazioni in cui uno che sta facendo, nel suo giudizio sta facendo le cose che deve fare, ma perché si avesse a dimettere. Io dico si dimette se si rende conto che la squadra non lo segue e se si rende conto che sta perdendo tempo, nel senso che non ha senso nemmeno lui fare brutte figure se vede che la squadra non può dargli quello che lui chiede, insomma è la palissiana. Però poi si dice De Laurentiis sta aspettando le dimissioni perché ha già contattato Rafa Benitez ed è tutto fatto, però non lo vuole licenziare lui, non lo so se è una questione di soldi, aspetta le dimissioni giusto per, e sta sondando nel frattempo, e quindi si fanno i nomi di Spalletti, di Benitez, di Mazzarri, di Allegri, si sono fatti tutti i nomi, Sarri ovviamente, alcuni inverosimili per ingaggio, per il passato, per i trascorsi con la società, altri più verosimili, quella che è rimasta in piedi è quella là di Benitez, perché comunque non è che ci siamo lasciati malissimo. Però io credo che un pochino di memoria, io che non ho una grande memoria, dovremmo scavare negli archivi e renderci conto anche di una cosa. Vi ricordate voi che con Benitez il Napoli giocava 4-2-3-1 e per non cambiare questo modulo che era praticamente fisso stavamo rovinando Mister Marek Hamsik che giocava sotto punta
in quel 4-2-3-1 di Benitez, ma si trovava sempre spalle alla porta perché comunque si arrivava con i passaggini e comunque Hamsik si trovava spalle alla porta e non poteva mai fare gli inserimenti, eccetera eccetera. Ora dico io, se veramente è una questione che Gattuso non è in grado di far esprimere questa squadra con il 4-3-3, si è incaponito con il 4-2-3-1 come alcuni dicono, senza approfondire poi le varie fasi della gara, ma vi pare possibile che ADL va a prendere proprio il 4-2-3-1ista per l'antonomasia? Cioè, oppure chiami Benitez e dici sì, vieni, però devi fare il 4-3-3 perché io ho preso Allobot. Cioè, vorrei capire dove si appoggia questa cosa qua. Dopodiché si dice no, ma quello viene a fare solo il dirigente sportivo, il direttore. Ma perché Benitez, che è un allenatore, deve venire a Napoli a fare il direttore sportivo? Perché a voi vi sono piaciute quelle telefonate che fece all'epoca, che smosse un pochino il mercato del Napoli, ma non funziona così. Bisogna vedere cosa risponde Benitez, se è vero come è vero che ADL lo ha chiamato. E se è così, è evidente che il tweet di ADL, che non coinvolge Giuntoli, ma che sciorina quelle che è la società, cioè i padroni, io, mio figlio e Chiavelli, senza parlare di Giuntoli, ribadiamo la fiducia, significa che ci sono troppe chiacchiere in giro, ma è evidente che quando sei costretto a fare questo tweet è perché qualche cosa non va bene, comunque c'è insoddisfazione generale nell'ambiente. E ci sta. Come si rinnovò la fiducia ad Ancelotti quando in realtà già si capiva che non c'era poco da fare. E Ancelotti fu poi cacciato dopo una vittoria contro, insomma, in Europa, se non sbaglio. E le cose non migliorarono subito perché arriva Gattuso, si comincia a perdere, dopodiché devono arrivare i nuovi acquisti e poi dopo si ricominciò a ragionare con il 4-3-3 bello coperto, bello umile, fatto di ripartenze. Sono situazioni che ci ricordiamo bene. Però dico oggi, che senso avrebbe? O lo fai adesso, cioè o lo facevi prima, ancora prima, ma comunque perché è il Verona che avete deciso che è la partita dove non si può più aspettare, facciamo schifo eccetera eccetera. Benissimo, aspettiamo la prossima? Cioè se stecca con il Parma, Gattuso esonerato, oppure se vince col Parma non hai fatto niente, ma se stecchi col Genoa, Gattuso esonerato, oppure vinci col Genoa non hai fatto niente, però un pareggio con l'Atalanta, Gattuso esonerato. Cioè si può fare fino alla fine della stagione questa graticola dove praticamente appena ne stecchi anche se la vinci e non convinci, continuano a dire Gattuso se ne deve andare eccetera eccetera. Così è difficile andare avanti una stagione così delicata e così complicata e così particolare, dove tutte le squadre fanno alti e bassi ed è difficile individuare una che ammazzerà il campionato definitivamente. Adesso più l'Inter potrebbe senza le coppe andare avanti e cavalcare. Il Milan ci deve dare una risposta tra poche ore e si deve capire la Juventus se alla fine della fiera si imporrà come tutti gli anni, come gli ultimi 9 anni, e andrà a galoppare verso il 10° scudetto consecutivo. Ma il Napoli se la deve ancora lottare con la Roma e con l'Atalanta e ci sono tutte le possibilità per farlo, se, e dico solo se, perché questo è innegabile, non ce lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo recuperare gli attaccanti, ragazzi, perché senza Osimhen, senza Mertens hai perso le bocche da fuoco che dovevano far fare gol a questa squadra. Stiamo facendo di necessità virtù, con una trentina di gol distribuiti tra Insigne, Lozano, Politano, poi qualche gol di Petagna, è arrivato un gol di Elmas, il gol di Koulibaly, insomma ci stiamo organizzando, però quante volte puoi fare di necessità virtù con Lozano prima punta o con Petagna? È difficile, quindi servirebbe un recupero lampo almeno di Osimhen, perché io penso che per Mertens sia più difficile, perché la caviglia puoi anche non recuperarla più. Non voglio citare Van Basten, ma è così, a quella età diventa più complicato. Quindi ragazzi, facciamoci la croce, speriamo di vincerne almeno 2 o 3 di fila. Il Napoli non è tipo da filotti, però almeno se ne vinci 2 o 3 di fila, alla prima che steccherai, perché è matematica che a un certo punto la stecchi, tu puoi guardarti indietro ma aspetta, ma abbiamo fatto una serie di vittorie, abbiamo convinto più o meno, queste sono le attenuanti, si può andare avanti eccetera eccetera. E Dio ce la mandi buona anche rispetto alle avversarie, perché se le avversarie dovessero zoppicare, a quel punto tu puoi approfittarne. Siamo in grado di approfittarne?
veramente non lo so. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo e cosa ne pensate del girone di ritorno, perché noi possiamo guardare alle partite già fatte nel girone d'andata e dire possiamo fare il bis di tutte le piccole che abbiamo battuto, possiamo prenderci la rivincita di quelle che abbiamo steccato, possiamo pareggiare qualcuna che è difficile da vincere ma magari un pareggio ti muove la classifica, ma a saperlo. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.